I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando per verificare se i responsabili dell'aggressione di venerdì scorso nei confronti di un cinquantenne di Treviso, preso a calci e pugni in galleria Rialto per aver prestato soccorso a una donna minacciata dopo un rimprovero, siano gli stessi che l'11 marzo hanno rapinato un quindicenne appena sceso dal bus della MOM a Casale sul Sile. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del mezzo pubblico che della zona, ben 36 in tutto il comune, per dare un volto e un nome ai due ragazzi intorno ai 17-18 anni di età che hanno agito col cappuccio sollevato, rifilando al malcapitato un pugno in viso e uno all'addome e rompendogli gli occhiali. È un fenomeno che preoccupa perché sta crescendo e la risposta non è semplice, è abbastanza complessa, perché è una risposta che deve essere comune, non soltanto degli enti, ma di tutte le cosiddette agenzie educative che operano sui territori. C'è bisogno proprio di una collaborazione a 360 gradi. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, lancia la proposta di un'esperienza civica e sociale obbligatoria per i più giovani. Se c'è un vuoto educativo per questi ragazzi, come mi pare sia abbastanza evidente, proprio a detta dei genitori stessi, le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi, e credo che un periodo di servizio civile a disposizione delle persone più in difficoltà, dei disabili, degli anziani, obbligatorio, che non impedisca di fare anche altri percorsi formativi come l'università o il lavoro, ma sia complementare, ma obbligatorio, possa essere uno strumento per accompagnare questi giovani in un percorso delicato della loro vita, che è l'adolescenza, a rimanere dentro il selciato delle norme e del rispetto reciproco. Ma nel frattempo occorre mettere in campo forze adeguate per contenere eventuali esuberanze, se non addirittura veri e propri reati. Proprio a Casale verranno incrementati i servizi d'ordine pubblico in concomitanza con il via alla sagra dell'ottava di Pasqua. Potenzieremo anche con la polizia locale nel weekend perché di solito è il sabato, insomma, è il fine settimana il momento un po' più particolare in cui si riuniscono ragazzi che vengono anche da altri territori.